Relazione del governatore Fedriga in Consiglio regionale, dalla stagione dei divieti a quella delle regole, ha chiesto, ha specificato anche uno dei prossimi problemi stringenti, quello dei fondi per le regioni speciali, e poi anche attaccato l'opposizione per come si è comportata nel periodo emergenziale nel giudizio nei confronti della gestione sanitaria. Sì, una Macedonia un po' distinta in cui sostanzialmente c'è stato prima un richiamo anche all'opposizione a una maggiore collaborazione per la fase 2 e io ricordo che abbiamo già depositato dei documenti con delle proposte concrete e chiare settore per far ripartire l'economia di questa regione e ci aspettiamo delle risposte da questa maggioranza che ha l'onere e l'onore di in qualche maniera mettere in campo delle idee. E poi abbiamo avuto una discussione quasi critica, bacchettata sulle mani sulla gestione sanitaria. Io credo che invece sulla gestione sanitaria ci sia molto su cui riflettere, i dati numerici sono sicuramente positivi, ma sono positivi perché siamo periferici rispetto ai focolai importanti, ma su case di riposo e su alcune gestioni come la futuro traghetto nave a Trieste, io penso che dovremmo invece avere le antenne ben dritte. Noi non abbiamo fatto polemiche sulle discussioni e sulle scelte sanitarie, abbiamo chiesto chiarimenti, abbiamo chiesto trasparenza a beneficio diretto dei cittadini e della salute dei cittadini. Sulle misure economiche invece sono state annunciate nei giorni scorsi questi 50 milioni, di cui 33 a fondo perduto. Quando potranno arrivare nel concreto alle aziende secondo voi? Ecco, appunto, qui oltre che le dichiarazioni, perché anche noi le abbiamo letto dalla stampa e dagli organi di comunicazione, oltre alle dichiarazioni io penso che i cittadini, le imprese abbiano bisogno di atti concreti. È bello dire daremo 50 milioni, noi non abbiamo visto ancora uno straccio di provvedimento, a chi andranno, quando andranno, come andranno. E guardate, siamo a maggio inoltrato ormai. Lo Stato poteva sicuramente fare meglio, può ancora far di più, ma ha messo subito in campo delle risorse. Di risorse regionali ancora non ne abbiamo vista alcuna, quindi io penso che da qui bisogna partire con serietà e con molta concretezza in questo momento, meno dichiarazioni e più atti concreti.